Bella raga, c'ho il comandone veneziano, siamo su Zucca, primavera qualifica orrenda, 20esimi, Webber 11esimo, noi 20esimi, non siamo riusciti a trovare un setup corretto. Andiamo con questa sosta, doppia sosta, medium, soft soft. Staremo a vedere, però non sono molto soddisfatto. Vai raga, Suzuki in primavera è stupenda, ma dobbiamo rimontare. Go, 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 go. Vai Ayrton, vai Ayrton. Prova il pertugio. Mamma mia. Madonnina, però non ho danni, no danni, no danni. Qualcuno ha fatto un incidente, sì, sì, qualcuno, ma non per colpa nostra. Noi siamo a posto. Loro sono alle soft, qualcuno alle hard, c'è un casino. Attento Ayrton. Vabbè, calma, calma, primo giro un po' sporco per non dire altro. Devo superare nei punti giusti, che non sono molti qui a Suzuka. Vai, vai, subito Senna di esternazzo di una purezza inaudita. Questo giovane pilota brasiliano vuole dimostrare che sono un grande. Webber ha 2 punti in più. Tanto il team principal Cumendone veneziano osserva la Cumenda GP. Ha comunque cominciato bene questo mondiale. Su capire sta chicane che è un po' diversa. Fantastic, Cuba is fantastic. Molto bene. Ok, DRS disponibile. Ok, prendi la gomma e portala a casa. No, non è così. Attenzione, attenzione, c'è combattimento davanti. Finora nella nostra carriera ancora non c'è stata né una virtual né una safety né una red flag. Ma comunque errori e colpi di scena, questi sì. Attenzione, questo gruppetto non va velocissimo. Secondo me noi abbiamo margine per andare in zona point. La macchina ce l'abbiamo per la zona point. No, ecco, quando però sta curva continuo a sbagliarla come in qualifica. Abbiamo Alonso Antonelli e, se non erro, un Haas davanti a noi. Molto bene. Ok, bel sorpasso. Grazie caro. Questa chicane è dura. Però siamo 13esimi, lontanissimi dalla zona punti. Attenzione. Antonelli ci prova, Ayrton chiude. Qualche sviluppo c'è stato alla Cumenda GP, ma siamo ancora lontani dalle prime 3 scuderie. E qua su Suzuka finora non c'è un setup perfetto, purtroppo. Ok, finalmente riesco a farla bene. E anche questione di ambientamento, ragazzi. Siamo tutti rallentati da Ocon che ha le hard. Dobbiamo, io e Alfonso ci dobbiamo liberare di Ocon, figlio. C'è poco da dire. Voi sapete, il Kuma delle gare dove va benissimo, altre un po' meno. Suzuka è una gara un po' ibrida. Dipende un po' da che macchina ho. Ocon ci sta rallentando troppo, però. Guarda come esco bene qua. Buonissima, in chicane così. E Ayrton si piglia la 12esima, attenzione, scodatissima di Ocon.
Scodatissima di Ocon. Quindi il distacco dal tuo compagno avanti a te è 0,0 secondi. C'è la classica scodatissima di Ocon. Se devo liberarmi di Ocon. Andiamo di soft. Veloci, veloci, veloci. Vai. Ritirato Alonso intanto, ritirato Alfonso, ma non c'è yellow flag. Perché? Ritiro per Alfonso, noi siamo Abbiamo un'ultima sosta nella 15esimi. nostra strategia. Ultima sosta per oggi. Adesso vediamo con le soft però. Siamo in una situazione un po' così. Non abbiamo un passo da grande prestazione purtroppo. Adesso vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Questa è la nostra posizione effettiva. Anche loro si sono fermati ai box. No, Abbiamo dai. la stessa strategia, quindi scalda le gomme e sfrutta questo stint. No, aspetta, sì, ma no, cioè, magari qualcuno davanti sì, ma non tutti, oh. Per cortesia, non diciamo cazzate. Per guardare il partner scuderia. Mark sta rientrando per la sosta. Mark iBox. Devo sperare un po' di casino davanti, se no oggi è dura prendere punti. Vediamo quante posizioni recupero. Boh. Vediamo, 13. Ocon si sta fermando per il pit stop. 11, non guadagno niente, rimango uguale. E sono a 5 secondi dalla zona punti. 5 fottutissimi secondi, che non sono pochi purtroppo, con tutti che hanno fatto la sosta. Ecco, ste robe mi fanno... Oggi proprio non ho ritmo, no pass. Ho perso tantissimo questo errore. Dobbiamo svegliarci, Beppe. Serve un po' di bagarre, giro record di Max, fastest di Max che sta letteralmente dominando. Super Fantamax. Box, ma siamo 11esimi, non messi benissimo purtroppo. Ultima sosta, sempre soft. Dai però, madonna che lenti che sono. Sedicesimi. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Gara un po' piatta questa per il momento, eh? Ma mancano ancora parecchi giri. Tutto ancora possibile. Speriamo di non perdere posizioni dopo il valzer dei pit, rimanere almeno 11esimi e sperare in un ritiro davanti. Non è che mi rimane molto. Allora, al momento ci risulta che la pressione di tutte le gomme sia a 0.
Visto che a occhio non mi sembrano a terra, direi che è un problema del sensore, nulla di preoccupante. E allora non dirmelo. Mark sta rientrando per la sosta. Ciao Mark. E adesso vediamo con il valzer dei box. Certo, gara in Giappone, un po' così. Distacco dall'auto davanti, Dai, 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 2 dai, dai, secondi. dai, 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 dai. Rischio, rischio, rischio. Che mamma quanto l'ho rischiata. Virtual. Bandiera Alcune informazioni su Ocon. No, È non è colpa fuori mia. dalla gara. Ok. Era Ocon, cazzo, quello dietro. Prima Virtual. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Non mi pareva Ocon, non ho ben capito che minchia sia successo. Forse Una foratura lenta. pazzesco, pazzesco. Comunque eravamo 12esimi, vince Max. Gara molto anonima, ce ne spariamo anche un'altra e devo andare dritto così. Finiamo addirittura 14esimi. Se va bene, no, peggio, foratura all'ultimo giro. Lo pneumatico anteriore sinistro si è lacerato. Non ho parole. Mamma mia, brutta gara. Prendi la gomma. No, direi di no, visto che è rotta. Male, male, male. Queste forature, oh. È già la seconda foratura. Gigi Hamilton o Gigi Hamilton o Lewis Hamilton. Pilota del giorno. Per noi solo disastro. Male oggi. Bravo Max. Ce ne speriamo anche un altro, facciamo 2 gare oggi, fa culo. Solo 3 possono salire sul podio. Bravo Max, il primo podio solo quando ci saremo anche noi, cazzo. Male, male, male. Dopo una gara del genere Weber, il mondiale di Formula dai. 1 è più incerto che mai. Restate con noi perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo. La classifica Verstappen è in pieno dominio. Nei costruttori noi siamo sempre quarti. Stiamo sviluppando un bel po' di roba, siamo sempre la quarta forza, ma l'è dura Beppe, l'è molto molto dura. Avanza, prossima tappa Bahrain che è una gara iper favorevole. Dai che un po' di roba sta Ciao arrivando. boss, sono felice di dirti che le trattative sono andate bene. Adesso siamo nella posizione di chiedere un primo incontro e discutere gli obiettivi di entrambi. È un po' un tira e molla, ma credo che... Beh, Ayrton lo vuole, cioè... Ayrton deve rimanere a tutti i costi. Ok. Quarto posto. Quindi? Le cose procedono per il meglio. Dopo la prima riunione siamo entrati in modo positivo nel vivo delle trattative. Ok. Solo siamo senza money, raga. Siamo senza soldi. Ok. Poi abbiamo sviluppo. Ok. E ok. Telaio. Vabbè, e siamo qua. Raga, andiamo in Bahrain. Raga, siamo in P16 e Weber ancora peggio, veramente siamo messi male, cioè in Bahrain gara favorevole, proprio la macchina non va. Saremo la quarta forza, ma boh, dobbiamo fare molti aggiornamenti perché qua proprio sono un po' preoccupato sinceramente, ho visto una macchina lenta, lenta, lenta.
Go, go, go. Bahrain è una gara favorevole, vediamo se riusciamo a recuperare in gara le schifezze della qualifica di tutte e due le monoposto. Quindi non è un problema solo mio. Attenzione qua. Ho già fatto un grande recupero in partenza, importantissimo, siamo già a P6, P6. Dai che in gara possiamo spaccare i culi. Non siamo ancora una macchina da qualifica probabilmente. Quello che voglio fare soft, hard, soft, voglio fare no soft, soft, hard. Questa è la legge di Ayrton. E il Kurume dai box vuole punti, vuole tanti punti irridati in questa gara. Certo che in qualifica male, 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 questo lo devo dire. Comunque Max sta dominando sto mondiale. McLaren che sembravano le favorite stanno subendo la classe dell'olandese. Mamma mia quanto l'ho rischiata. Ed è subito fastest di Max. Fastest di Max. DRS ora attivo. Attenzione, se ne stanno già dando davanti Norris e Gigi Hamilton. Noi siamo in quinta piazza e la cosa mi piace. La sosta è prevista al 9° laps. Ai ai ai. In testa alla corsa, Max Verstappen. Attenzione qua, Gigi sta un po' rallentando il Tsunoda, sembra. Facciamo fatica a superare, si vede che sono più forti Red Bull, Ferrari e McLaren. Max sta volando. Vola Max, vola. Nessun problema alle gomme da riportare, concentrati sulla Siamo al gara. terzo giro, vorrei anche ben sperare, insomma, l'ispettore Callaghan. Scusate, un momento di panico per il Kume. Però qua non riusciamo a superare Tsunoda. Ecco, il paletto. Primo paletto di giornata è andato. Ovviamente non stiamo perdendo contatto e questo è molto importante, però Max se ne sta andando. Come me lo sono ciucciato, forse esagerato però. Peccato. Non devo perdere il DRS, però che cazzolina. Ho perso il DRS e questa non è una cosa buona.
Russell mi supera. Facciamo il controsorpasso. Bravo Ayrton. Devo riprendermi il DRS. Piastri sesto è pericolosissimo però. Ovviamente Hamilton sta rallentando Tsunoda. È ufficiale qui in Bahrain. Devo tentare in qualche modo il sorpasso. Dai, 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 dai. Gigi sta rallentando un po' tutti. Gigi rallenta tutti. Ho poca batteria anche qua. Almeno siamo in DRS. Questo è importante. Guarda che lotta, dai che vari scontrate. Devo sfruttare sta cosa. Ayrton deve sfruttare qua Gigi che sta rallentando il Zu. E qua lo sfrutto, Guarda come mi chiude il Zu. Ciao Zu, salutami. Noda. Niente, cazzo, ancora davanti, incredibile. Non molla Zu. Ayrton ci prova, qua prova veramente un colpaccio. Yes. E qua va, grandissimo. Quarta posizione in una gara che sappiamo essere iper favorevole per il talentissimo. Qua se guidiamo al top possiamo anche fare il primo podio stagionale per la scuderia. Qui in Bahrain vado sempre bene. A parte le qualifiche che mi hanno preoccupato, ma boh, nel giro secco non siamo forti. Proprio come macchina anche intendo. Adesso abbiamo Gigi da prendere, c'è Gigione. E dovremmo essere in DRS. No, speravo, invece no. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 15,0 secondi. Weber malissimo oggi. Max è in fuga, ragazzi. Il signor Max domina. Dai. Possiamo prenderlo Gigi, ragazzi, Gigi non è insuperabile, anzi. E Piastri deve rimanere dietro a Tsunoda, questo è l'obiettivo. Ce lo possiamo prendere assolutamente, Gigi. E siamo in DRS stavolta. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme dure. Sì, un bel rischio. Tutti quasi. Vediamo un po'. Dai però.
Veloci. Abbiamo ancora una sosta da fare, ultima sosta prevista. E adesso noi siamo con le hard. Anche altri hanno messo le hard, forse chissà. Tanto qua Gigi contro Hulkenberg. Io mi giocherò tutto nell'ultimo stint. Tanto Hulkenberg ha le gomme usurate, devo ciucciarmelo subito. Eccolo, bellissimo sul sorpasso, molto bene. Leggero errore, ma va bene. Ma dove l'ho beccato non lo so. Questa è la nostra posizione effettiva. Anche loro si sono fermati ai box. Scalda le gomme e dacci dentro. Va bene, però loro hanno le soft, ragazzi. Loro hanno le soft. La prossima sosta è prevista al 20° laps. Duale, ce lo definire secondo me, boh, spero tra il sesto e il settimo, non lo so. Veloci. Ok. Vai, abbiamo Piastri. La strategia di gara è Attenzione. completa. Adesso devi finire la corsa con Quinti, queste ragazzi, mamma mia che ho fatto veramente il massimo. Non ho perso neanche una posizione con le hard. Signori, The Masterpiece come The Masterpiece Ayrton. Adesso però con le soft vediamo se ce la faccio a pigliare almeno Ocon che ha 8 secondi. Ocon gara strepitosa, ma secondo forse Ocon fa un'altra sosta, non lo so. Potrebbe essere. E qualcuno aveva le 3 soste. Adesso chiaramente con le soft devo spingere a cannone. Ci voleva una safety car adesso, sarebbe il The Dream, ma per il momento gare regolari. Di solito qualcuno è strano, però era solo una virtual. Però ritiri ce ne sono stati, a parte in sta gara che finora 0 ritiri. Però di solito su Formula 1 della seconda stagione che inizia il bordello, di solito. Adesso sto ciucciando tanto, però ho già ciucciato 2 secondi a Ocon. Molto bene. Ah, ma Ocon va ai box, quindi siamo quarti, ragazzi, addirittura con la strategia abbiamo guadagnato una posizione. Piastri si sta fermando. No, Piastri. Ho fatto veramente uno stint leggendario con le hard. Adesso dobbiamo difendere il quarto posto con le unghie e con i denti, perché Norris, insomma, i primi non li prendiamo. Solo una safety car ci vorrebbe, ma sappiamo che non abbiamo molta fortuna. Nessun problema alle gomme, continua a mantenerle Mi così. fa piacere. Nonostante le 2 mescole di vantaggio, ci sono 2 mescole più morbide, soft hard, ma sono troppo più veloci McLaren e Ferrari, infatti devo stare attento a Piastri che può arrivare. Ripeto, una safety cambierebbe tutto. Non riusciamo neanche a fare il fastest per far capire insomma che la situa è un po' bizzarra, la situa. Ci vorrebbe il classico colpo di scena Kuwendiano.
Guadagni un secondo a giro sul pilota che ci segue. Dai, un ritiro pesante, cazzo, mi serve per il first podium in the world. Vogliamo il primo podio in carriera per la Kumenda GP. Vediamo se è fattibile. Qua ha fatto delle sbavature che mi hanno fatto perdere un secondo. No, ma i primi non li prendi neanche con soft versus hard. La macchina è troppo superiore loro. Però sto guadagnando su Piastri, incredibile. Dietro di te è più veloce, guadagna un secondo a giro. Norris fuori, siamo in podio. Non ci credo, siamo in zona podio, ecco Norris. Ecco Lando, siamo in zona podio. Siamo via in libera. zona podio. A 2 giri dalla fine Lando si ritira, incredibile. E adesso dobbiamo solo portarla a casa, mamma mia. Incredibile colpo di scena. Possiamo portare a casa il primo podio grazie al ritiro di Lando, incredibile. Noi con le soft stiamo tenendo bene, anche se abbiamo macchine più forti, strategia perfetta, perché con le hard ho fatto lo stint magico. Incredibile, 3 laps dalla fine, Lando saluta. Piastri sta pompando, ho perso 2 secondi in 2 giri, 1 secondo al giro ho perso, era 4 secondi 2 giri fa. Qua c'è anche la sbavatura kumendiana, ai. Verstappen ne può vincere un'altra, ragazzi. Max fenomenale. Io sento che le gomme sono andate. Però sono solo 2 giri. Anche qua sbavaturissima. Sento, io quando la macchina comincia ad avere le gomme andate faccio fatica. Ero 4 secondi 3 giri fa, che cazzo. Ma abbiamo il margine per poter portare a casa questo podio incredibile. Il Bahrain è sempre territorio di caccia per il Cume, gara che amo. Il problema dai che Piastri sta arrivando purtroppo. Ma se vogliamo tenere Ayrton dobbiamo fare le prestazioni. Una bandiera gialla meravigliosa. Poi dobbiamo fare ancora 1 laps e abbiamo 1,3 di vantaggio su Oscarone. È importante non dare il DRS nei punti importanti. Ultimo giro, dai, ultimo giro. Verstappen, Gigi Senna, Verstappen, Gigi Senna. Stai perdendo un secondo Lo a giro so, sulla vettura che ti qua segue. perdo tanto, Ripeto, ragazzi. un secondo. Mamma sei vicino Oscar. Negli ultimi 2 giri sta veramente pompando alla grande. Sarà dura, ragazzi, ve lo dico. Ho perso tutto il mio vantaggio negli ultimi 3 giri, 3-4 giri.
D'altronde le mie gomme sono crollate mentre le loro sono messe meglio. Siamo a 7, ho recuperato qualcosina qua. Tanto vince ancora Max, fenomeno Max. Bruttissima sta curva, orribilante. Mamma, sta arrivando. Ai ai ai, ti prego, veloce, 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 voglio il podio, 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 podio. Sì! Gran Yes! bel lavoro. Questo podio è uno splendido regalo, non potevamo chiedere di meglio. Mamma mia, cosa ho tirato fuori, ragazzi? Sono le gare favorevoli, però non posso, perché non posso cambiare il colore degli sponsor della tuta? Devo aspettare di aggiornare qualcosa, chiedo a voi, E ragazzi. alla fine nessuno è riuscito a fermare Vabbè, Max Max, Verstappen, che si fenomeno. aggiudica la vittoria. Vincere 3 gare di fila, naturalmente, ha un impatto enorme sulla Sì. fiducia di un pilota per affrontare il resto del campionato. Al momento ha tanta energia dalla sua parte. Toccherà agli avversari cercare di interrompere questa serie di vittorie. Ce la godiamo quella cerimonia. È stato un pomeriggio intenso e una gara strepitosa. E ora è il momento di Eccolo. festeggiare. Il podio aspetta. E per chi si fosse perso l'inno nazionale olandese, eccolo qui, un'altra volta per Max Verstappen, di nuovo vincitore. Complimenti a Max. Complimenti a Super Max. Per noi però è un terzo posto incredibile. Champagne! Ok. È andata. Tanti bei punticini irritati qua. Beh, è stato un fine settimana di Formula 1 davvero Fastest, entusiasmante. bello per Tornate a Gigi. seguirci prossimamente per altri momenti di Ok, incredibile siamo Formula 1. settimi, perfetto, Webber rimane 17. Nella costruttori rimaniamo saldamente al quarto posto, che è l'obiettivo stagionale.